Stamane a Trieste i funerali solenni dei 2 agenti di polizia uccisi in questura, folla commossa ed applauso all'arrivo dei feretri avvolti nel tricolore. Città in lutto. 'Ndrangheta in Veneto, nuova tranche dell'inchiesta, raffica di perquisizioni, un notaio padovano coinvolto e l'accusa del procuratore in questi mesi di indagini, atteggiamento omertoso degli imprenditori. Tragedia nel pomeriggio a Serena del Grappa, 52enne del posto muore schiacciato da un tronco durante il taglio di una pianta schiantata dalla tempesta Vaia. È durata 7 ore la trattativa tra i carabinieri ed un 20enne che si era barricato in casa dopo essere fuggito dal centro di salute mentale, accaduto a Pramaggiore. Dopo la sospensione dei giorni scorsi, il TAR del Veneto respinge il ricorso di Italia Nostra e sblocca il prestito dell'uomo vitruviano che ora volerà a Parigi. Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, Padova è tra le città più inquinate d'Italia, preoccupanti livelli di polveri sottili registrati nell'aria. Le orchestre del Veneto saranno le protagoniste di 10 concerti in programma nel cartellone del Teatro Stabile al Del Monaco di Treviso, 4 eccellenze del territorio per un omaggio che va da Beethoven a Puccini. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in apertura con il nuovo sviluppo dell'inchiesta sulla 'ndrangheta nella nostra regione, omertà tra gli imprenditori e coinvolgimento di un notaio. Sono i nuovi preoccupanti elementi segnalati dal procuratore di Venezia dopo una nuova indagine sulle infiltrazioni nel nostro territorio. Sentiamo. Nuovi sviluppi a qualche mese di distanza dall'operazione Camaleonte che ha portato lo scorso marzo all'arresto di 33 persone coinvolte in un ampio giro 'ndranghetista di usura ed estorsioni in varie province del Veneto. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova e i finanzieri di Mirano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un calabrese già ai domiciliari dopo la precedente inchiesta, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 4 le persone indagate, tra cui un notaio padovano accusato di concorso in estorsione. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. È la prima volta, non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Questo non è l'unico aspetto preoccupante rilevato dal procuratore. Finora le inchieste che abbiamo svolto si sono svolte anche con il diretto coinvolgimento probatorio, nel senso che hanno collaborato degli imprenditori. In questo caso pericolosamente abbiamo notato invece un sistema omertoso un po' troppo diffuso in relazione ai fatti che sono emersi e quindi un pericolo che è giusto segnalare da subito di paura, di non partecipazione, di non completa fiducia forse nell'istituzione dello Stato sul quale però è necessario assolutamente fare chiarezza come stiamo cercando di fare. 11 gli imprenditori vittime, soprattutto i più piccoli, e questa scarsa collaborazione ha reso alcuni di loro oggetto di perquisizioni necessarie per acquisire materiale probatorio che non hanno fornito durante gli interrogatori da parte degli investigatori che hanno operato tra le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Padova e Rovigo. È necessario che gli imprenditori abbiano fiducia nelle istituzioni dello Stato e non pensino di poter gestire in maniera autonoma come singoli soggetti i rapporti con la criminalità organizzata. Non è così. La cronaca tragedia consumata nel pomeriggio nella zona boschiva di Seren del Grappa in provincia di Belluno, in località Bocchette, dove un boscaiolo è morto schiacciato da un albero. La vittima si chiamava Luciano Scariot, 52 anni, di Seren del Grappa, ed era titolare dell'omonima impresa che in questo periodo, conferma il sindaco di Seren Dario Scopel, sta seguendo uno dei 3 cantieri nella zona per il recupero degli alberi schiantati a causa della tempesta Vaia. L'incidente
L'incidente è accaduto intorno alle 14:30 e sul posto è arrivato l'elicottero di Treviso, ma il tecnico e il medico dell'equipaggio, sbarcati con un vericello di 40 metri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. A dare l'allarme a un collega che, sentendo un forte rumore, è corso verso il luogo dove si trovava il titolare, trovandolo sotto una pianta che sarebbe scivolata dal pendio sovrastante. Con il SUAM sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale dello Spisal. Abbiamo un'altra notizia di cronaca che ci arriva dal veneziano, da Pramaggiore in particolare, una trattativa durata 6 ore e poi i carabinieri sono riusciti a portare fuori dal bagno dove si era rinchiuso un 20enne fuggito dal centro di salute mentale. Un 20enne è fuggito dal centro di salute mentale dove era in attesa di essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e si è barricato nel bagno di casa a Belfiore di Pramaggiore. Solo dopo una trattativa di alcune ore i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a entrare e calmarlo, impedendo che potesse compiere atti autolesionistici. Quando è fuggito il ragazzo portava con sé uno zaino, motivo per cui i carabinieri non hanno potuto escludere che fosse in possesso di armi o oggetti potenzialmente pericolosi per se stesso. A quel punto è scattato il protocollo. Prima hanno evacuato la villetta di proprietà della famiglia del ragazzo, all'interno della quale si trovava anche il fratello. Poi hanno staccato la corrente elettrica e l'erogazione del gas. A quel punto è intervenuto il negoziatore del nucleo investigativo di Mestre e per sicurezza sono stati allertati anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Poi è iniziata la trattativa, un colloquio di 6 ore. Quando era chiaro che il 20enne non sarebbe uscito, in accordo con l'autorità giudiziaria, i militari hanno fatto irruzione, colpendo la porta con l'ariete. Sorpreso dalla rapidità dell'azione, il 20enne è stato incapace di reagire e immobilizzato dai militari. Poi è stato portato fuori e affidato ai sanitari. È ritenuta responsabile anche della rapina dello scorso 28 febbraio alla sala slot Atlantic City di Occhiobello, in provincia di Rovigo, l'organizzazione sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze, che hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura di Firenze nei confronti di 5 appartenenti alla banda rintracciati tra Montecatini e Firenze. I componenti dell'organizzazione, tutti di nazionalità romena o albanese, sarebbero gli autori di 6 rapine a sale slot e 23 furti con il metodo della spaccata commessi in Toscana, ma anche in Veneto e in altre regioni del centro Italia tra febbraio e giugno del 2019. La refurtiva veniva poi piazzata in Romania. Ad Occhiobello i banditi avevano preso a pugni il gestore cinese della sala slot, scappando con un bottino di 6.000 euro. Nuovo colpo di scena nel braccio di ferro sul prestito al Museo del Louvre dell'uomo vitruviano di Leonardo, conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra. L'incertezza sulla trasferta francese dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è finita. Il disegno, tra i più famosi della storia dell'arte, potrà lasciare le gallerie dell'Accademia di Venezia alla volta di Parigi per essere esposto in una mostra allestita al Museo del Louvre nel 500° della morte del suo illustre autore. La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo. Sull'opportunità di muovere la celebre rappresentazione delle proporzioni reali del corpo umano, un fragile disegno a penna e inchiostro su carta datato fine 400, si era aperto un vivace dibattito, anche polemico, che sicuramente non terminerà qui. Intanto però il TAR ha deciso, specificando tra l'altro che il carattere identitario dell'uomo vitruviano nell'elenco delle gallerie dell'Accademia non è assoluto e non esclude tassativamente l'opera dal prestito, ma soprattutto il Tribunale amministrativo ha risposto all'allarme circa le conseguenze di muovere un'opera talmente delicata da poter essere esposta solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che tra l'altro si erano conclusi da poco alle gallerie dell'Accademia. Problemi, secondo il TAR, risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitate a 25 lux. Certo, secondo i giudici, l'esposizione a Parigi potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di tempo in cui l'opera può essere esposta, la
sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato per consentirne il riposo al buio. Andiamo nel Vicentino. Per la bonifica della ex Miteni di Trissino la Regione ha pronti 3 milioni di euro, ma per legge serve la nomina di un commissario straordinario. Lo ha scritto il governatore Zaia al Premier Conte, chiedendogli anche uno specifico finanziamento. La Regione ha pronti 3 milioni di euro per la bonifica dell'area ex Miteni, opera prioritaria, ma la legge non ci consente di agire da soli, caro Premier Conte. Serve che il Governo nomini subito un commissario straordinario con poteri di agire con tempestività e con adeguati finanziamenti statali. È quanto ha scritto in sintesi il Presidente Luca Zaia in una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al Premier ha riepilogato le principali tappe della vicenda legata all'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche e delle opere realizzate dalla Regione con la nuova rete di acquedotti per portare acqua pulita nelle zone dove le falde sono risultate contaminate dagli PFAS. Opere di bonifica che al momento non hanno risolto l'emergenza della diffusione della contaminazione delle acque sotterranee. Pertanto Zaia ritiene che le bonifiche non potranno verosimilmente procedere con la dovuta celerità. Così ha scritto a Conte. La situazione è grave, ha concluso Zaia nella lettera al Premier, tanto che c'è la necessità di nominare un commissario straordinario, dotato di poteri in deroga che possa accelerare tutte le procedure previste dalla normativa vigente. Il tutto con l'obiettivo di intervenire prima possibile sul risanamento ambientale dell'area dell'ex stabilimento Miteni. Infine i finanziamenti. Il Veneto li chiede a Roma, impegnandosi però fin d'ora a mettere la somma di 3 milioni di euro. Andiamo ora a Trieste, dove tutta la città si è stretta oggi alla figura dei 2 poliziotti deceduti la scorsa settimana, uccisi in questura. Oggi Trieste ha pianto Pierluigi e Matteo e condiviso con le famiglie momenti davvero toccanti alla cerimonia. Vediamo. Lacrime inevitabili, numerose, condivise. Lacrime di dolore dei familiari, di dolore da parte del questore, delle autorità, del pubblico presente oggi. Una folla immensa di quella città che questa volta sì, ha avuto le mani tanto grandi anche per regalare un fiore. Tanti fiori, accanto agli applausi, ai silenzi, alle preghiere. Rispetto, il rispetto di chi non c'è più e di chi c'è e soffre e che non può e non deve nascondere il proprio strazio in una delle perdite più dolorose della vita. L'addio all'amore di chi è stato al proprio fianco, di chi rappresentava una vita assieme, un futuro da costruire, ma che il destino ha voluto dividere. Allontanare dai cari e da una città che ha preso il proprio cuore e lo ha portato in piazza, in chiesa, in questura, in strada, sui social, sulle bacheche, sui disegni dei bambini, sui volti delle persone. Figli delle stelle che con l'ultimo abbraccio possono volare lassù, riposare in pace e lasciarci tutti tranquilli perché ci sono loro a vegliare su di noi, dalla volante 2 della questura, la volante 2 di Trieste e dei triestini. Torniamo ora in Veneto, a Padova, per parlare di inquinamento. L'Italia è il primo paese europeo per morti da biossido di azoto e Padova è tra le città più inquinate d'Italia. In particolare allarmanti i dati sulle polveri sottili. Sentiamo.
Diossido di azoto, PM2,5 e PM10 sono i 3 inquinanti principali che rendono più difficile la nostra vita. Padova in particolare, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, in Italia tra le città piccole è la più colpita da PM2,5 e PM10. Un triste record se si pensa che la relazione tra queste sostanze e le morti premature è ormai accertata dalla scienza. Insomma, c'è di che preoccuparsi. Dobbiamo preoccuparci a Padova come dobbiamo preoccuparci altrove. Mi pare che il tema sia ampiamente all'ordine del giorno. Ormai il fatto che esista una relazione chiara, evidente, documentata tra l'inquinamento ambientale e lo sviluppo di complicanze respiratorie, cardiache, oncologiche è un dato assodato sul quale nessuno più discute. Dall'inizio dell'anno a Padova si sono registrati già 50 giorni di sforamento contro i 35 ammessi per legge. Legambiente chiede il blocco del traffico e parcheggi scambiatori all'esterno della città. Anche chiudersi in casa, uscendo solo se necessario, non è la soluzione definitiva. La casa rispetto agli inquinanti ambientali esterni è naturalmente protetta, però un po' di precauzione, per esempio nello spalancare le finestre, nel favorire l'areazione della casa, nelle ore in cui è minore l'inquinamento ambientale esterno, è una misura che può effettivamente essere utile. E in attesa che la politica prenda provvedimenti definitivi che servono, tutti noi possiamo adottare uno stile di vita che quantomeno attenui gli effetti negativi. Scegliere determinate ore per uscire di casa, per camminare, evitare i luoghi particolarmente trafficati. Poi ci sono delle misure di fondo, strategiche, prospettiche. Per esempio, prima di tutto quello di scegliere, se possibile, altri mezzi di trasporto che non siano l'automobile privata. I soggetti più a rischio, e non è un luogo comune, sono bambini e anziani, i bambini in particolare perché il loro apparato respiratorio non è ancora formato e capace di difenderli e perché la loro statura li porta a respirare tutti gli agenti inquinanti che rimangono vicini al terreno. La situazione è difficile. Pubblicità ora, a tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora nel Trevigiano per parlare di furti di lieve entità ma dall'enorme valore affettivo. Vediamo. Non sono più capace adesso, perché ha toccato proprio il mio cuore, non la cesta che ha portato via, si figuri, è distrutto qua sopra i fiori. Non è la prima volta che la signora Isabella subisce un furto al cimitero di Canizzano, ma stavolta è stato un colpo al cuore perché domenica non era una data qualsiasi, ma l'anniversario della morte della figlia Natascia, scomparsa esattamente 27 anni fa, appena 21enne. Un dolore che si è riacceso violentemente. La tomba in disordine, il vaso di fiori ribaltato, il tutto per impossessarsi di una banale cesta di vimini. Cesta che nelle scorse ore è ricomparsa, complice il cartello affisso dal marito di Isabella, Giuseppe, che in poche righe ha dato sfogo alla sua rabbia di padre, maledicendo l'autore del gesto, o forse gli autori, visto che il vaso è tutt'altro che leggero. Avrà letto quello che ho scritto e certamente si è pentita. Ha riportato indietro la cesta e questa mattina mi trovo la cesta vuota. Quello che sembra un rimorso di coscienza però non cancella un fenomeno, quello dei furti continui al cimitero, non solo nelle auto, come avvertono anche i cartelli affissi all'esterno del Camposanto. Due piante di pino che ho messo, uno una settimana, l'ho messa l'altra settimana un'altra e portata via anche quella. Uno stillicidio continuo, poco il valore economico, immenso quello morale e affettivo, da qui l'appello. L'appello sarebbe la telecamera. Io sono stata testimone anche qua della tomba dei signori Tognolo, che sono entrata l'altro giorno, ho visto tutto sottosopra, dunque penso che una telecamera sia l'ideale. La contadina ci pensi, ripeto, a mettere le telecamere, che qualcosa contano. E in attesa di contromisure resta un'amarezza intima, profonda. Quello che questa persona invece ha distrutto, e ha distrutto anche me un poco. A Belluno ora sono trascorsi 18 giorni dalla discussione in Consiglio Comunale sul Nevegale ed ancora il destino del colle risulta ignoto. Oggi ha chiuso anche l'infopoint inaugurato in
pompa magna la scorsa estate. Tutto tace intanto sulla nuova società che gestirà gli impianti. Facciamo il punto nel servizio. Maurizio Fontanella è coordinatore del progetto Neve Galdomani, avallato dal sindaco 18 giorni fa in Consiglio Comunale, dichiara un ottimismo misurato sul futuro del colle, ma è davvero ben poca cosa a fronte degli annunci altisonanti che negli ultimi mesi hanno lasciato intendere la volontà di nuovi imprenditori pronti a subentrare nella gestione della società Alpe del Neve Galla, che per inciso al 30 settembre ha chiuso ma non ha mollato la proprietà degli impianti. Di questi tempi 2 anni fa a Nogarazza, su iniziativa del circolo del PD cassionese, venne presentato il progetto Neve Galdomani. Quinto Piolle, memoria storica del Nevegal. Assessore ai tempi delle Universiadi, ci dice: non vorrei sembrare nostalgico dei tempi in cui negli anni 70 il Nevegal era, se non la seconda, la terza stazione sciistica più importante del Bellunese. Oggi come oggi dobbiamo prendere atto di quello che è oggi il Nevegal e lavorare, perché lì c'è ancora una potenzialità notevole. L'unica fabbrica turistica di Belluno è il Nevegal, dove vi lavorano e vivono centinaia di persone. Per loro, nell'incertezza, non ci sono ammortizzatori sociali. Chi deve battere un colpo deve farlo ora, consapevole del fatto, dice Piolle, che non si può prescindere dall'operatività degli impianti di risalita. I responsabili, quelli che possono veramente e devono fare la loro parte per il colle, sono principalmente, in ordine proprio di importanza, sindaco, Regione e provincia. Peccato che fino ad ora la provincia, salvo incontri e contatti informali, non sia mai stata chiamata a un tavolo ufficiale. Operatori, associazioni, Alpe del Nevegalla si sono incontrati invece lunedì con la consulta Ascom del capoluogo, che giovedì riferirà ai vertici dell'associazione. Intanto i giorni passano e, come si dice a Belluno, e il sol magna le ore. C'è nessuna nostalgia del passato, ma fa rabbia nel vedere che si rischia di lasciar morire una località che ha ancora molto da dare, sia sul piano sociale, economico, ma soprattutto anche ambientale. La cultura, ora le orchestre del Veneto saranno le protagoniste dei 10 concerti in programma nel Teatro Stabile del Veneto, del Teatro Mario del Monaco, 4 eccellenze del territorio per un omaggio a Beethoven e Puccini. In attesa della grande apertura affidata alla Madame Butterfly di Puccini, diretta dal maestro David Crescenzi, la stagione del Teatro Comunale Mario del Monaco si arricchisce di una nuova stagione concertistica. Il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso hanno annunciato un ricco programma di concerti, 10 appuntamenti che porteranno in scena le orchestre più prestigiose del Veneto. Un programma composto di solo orchestre, un programma sinfonico veramente d'impatto, che va da un omaggio a Puccini iniziale per un concerto che è anche nel programma dei 150 anni, delle celebrazioni dei 150 anni del teatro, fino a un focus dedicato a Beethoven nei 250 anni della nascita, che si svolgerà nel 2020 proprio per celebrare anche questa ricorrenza. Le eccellenze di cui parliamo sono il gruppo Giovani Archiveneto, sono l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sono l'Orchestra Filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1 e l'Orchestra di Padova del Veneto. Sì, oggi completiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio della programmazione culturale del Teatro Comunale. Sono assolutamente soddisfatto, ringrazio il Presidente Beltotto, il Governatore Zaia, il Direttore Ongaro e tutti il Comune di Venezia e il Comune di Padova, perché insieme stiamo facendo un lavoro molto importante per la cultura in Veneto e in Italia. Assessore, è una stagione stellare. Una stagione stellare, ma soprattutto che parla di artisti trevigiani e anche il Veneto, quindi sarà sicuramente una stagione emozionante, perché avere 4 realtà trevigiane, ma che quindi guardano e sono ambasciatori dei nostri artisti nel mondo, credo che per tutti i telespettatori assicuri una stagione ad alta emozione. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per l'attenzione. Vi ricordo subito dopo i TG 20:10 si parlerà di furti con Christian Demma dell'associazione Furti in Corso. Ed in chiusura come sempre uno sguardo al meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben trovati al meteo. Giornata stabile e per lo più soleggiata sul nostro territorio, pressione dunque ancora in temporaneo aumento. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 ottobre.
Sul Veneto al mattino ancora qualche foschia o nebbia sulle pianure, specie su quelle occidentali. Sarà più soleggiato ovunque, salvo per addensamenti sui settori alpini, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo locali nebbie sulle vallate alpine al mattino, ma in rapido dissolvimento, più sole invece altrove. Temperature invariate, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.